Domani si celebra la giornata mondiale contro il cancro. Cresce l'attività dell'Istituto Oncologico Veneto che rispetto al 2019 ha quasi raddoppiato il numero di ricoveri e aumentato del 75% gli interventi. Il servizio di Ivana Godnik. Passata la pandemia c'è stato un riavvio dell'attenzione dell'utenza nel rivolgersi agli screening, nel rivolgersi ai propri medici e quindi le diagnosi, come abbiamo visto anche in questi giorni, i dati che sono usciti, sono aumentate. Credo che lo IOV stia assumendo sempre più un ruolo di riferimento a livello regionale ma anche a livello nazionale, i dati lo dimostrano. Quello che è importante è che lo IOV deve integrarsi e sta cercando di integrarsi con la rete veneta. Rafforzato il ruolo dell'Istituto Oncologico Veneto con ottimi risultati scientifici e pazienti in continua ascesa, ora, come è stato spiegato durante la conferenza stampa organizzata a ridosso della giornata mondiale contro il cancro, uno degli obiettivi è quello di operare sempre più in sinergia con gli altri ospedali della regione a supporto del lavoro di validi professionisti e della territorialità. Le priorità sono consolidare quello che abbiamo fatto, aumentare l'offerta e quindi chiudere i percorsi per i pazienti che si rivolgono a noi per le patologie che già stiamo seguendo, consolidare l'edilizia, che è il nostro grande tema, innovare le tecnologie. Consolidato inoltre anche il numero di pazienti che arrivano dalle regioni limitrofe, dal sud Italia e l'1% addirittura dall'estero. Il fatto di avere dalle fuori regione il 6-7% a seconda se guardiamo il totale dei pazienti o i ricoveri o gli interventi è un dato molto significativo e anche quel piccolo quasi 1% dall'estero vuol dire che lo IOV si sta facendo riconoscere non solo per la ricerca ma anche proprio per i livelli di assistenza